Se tu hai tutti 7 nei compiti in classe, un paio di 9 nelle interrogazioni e poi ai quadri finali prendi 4, mamma e papà chiedono perché. Il Teatro Stabile del Veneto, i suoi soci, la Regione e i due comuni di Venezia e Padova chiedono trasparenza sulle ragioni del declassamento di questa istituzione da parte del Ministero dei Beni Culturali, che le ha ritirato la qualifica di teatro nazionale retrocedendola a teatro di rilevante interesse culturale. Questa penso sia una scelta politica, una scelta a danno di un sistema culturale del nord-est che invece merita di avere un teatro nazionale. Dal 2014 al 2017, ricordano da Palazzo Balbi, il Teatro Stabile ha aumentato le produzioni del 217% tra la sede veneziana del Goldoni e quella padovana del Verdi. Il numero di artisti scritturati ha segnato una crescita del 139%, le giornate recitative hanno registrato un più 56% e gli spettatori un più 42%. Il tutto a fronte della percentuale di autofinanziamento più alta d'Italia, superiore al 50%. Questo è uno dei teatri che si autofinanzia, anzi è il numero uno, quello che si autofinanzia di più a livello nazionale. Ci sono teatri come il Teatro di Napoli, San Carlo, che si finanzia per il 17%. L'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari ha chiesto quindi un incontro col ministro Dario Franceschini per chiedergli le ragioni di questo declassamento non motivato da criteri oggettivi. Il tema vero adesso è la trasparenza, cioè chi si è assunto la responsabilità di una scelta francamente sbagliata deve dirci perché e deve dirlo sulla base di numeri. Tenete presente che quasi il 30% di tutto il giudizio è formulato sulla base di criteri soggettivi, quindi mi piace o non mi piace, ma sul mi piace o non mi piace, sapete, molte cose potrebbero cadere e accadere. Al declassamento non corrisponderà automaticamente una riduzione dei finanziamenti. Qualunque cosa succeda, precisano dal teatro, la nostra prima preoccupazione sarà quella di mantenere i posti di lavoro.